Benvenuti amici della Gazzetta Sarda e di Catalan TV per questo nuovo appuntamento con la cultura. Oggi è un ospite speciale, un ospite davvero particolare che si occupa da decenni di un campo anche abbastanza vasto perché ingloba vari aspetti che adesso andremo appunto a vedere proprio con lui e stiamo parlando di Vincenzo Graziani. Benvenuto, anzi, grazie dell'ospitalità a casa tua, Mm. Vincenzo. Ci diamo Sì, del tu. certo, Abbiamo certo, deciso di, insomma, già interagire con il tu, se vogliamo dire così. è il nostro stile. E quindi noi abbiamo già visto con gli amici della Gazzetta Sarda e di Catalan TV quello che, insomma, era un tema legato alla psicologa Valeria Chelo, che tu conosci bene. E quindi oggi invece andiamo ad approfondire quella che è la tua esperienza nel counseling, ma anche nella filosofia. E ora ci direi tu. Volentieri, intanto ringrazio per questa opportunità che mi viene offerta. Io sono qui in Sardegna da oltre 20 anni, sono ormai perfettamente integrato nella nostra cultura e mi occupo proprio della formazione, ma anche di facilità di processo formativo delle persone in genere, senza alcuna particolare preclusione o distinzione, perché il compito fondamentale del counseling è proprio il rimanere focalizzato essenzialmente sulla persona e guardare all'aspetto completo della persona senza occuparsi in modo eccessivamente specialistico di alcuni aspetti e dimensioni di tipo cognitivo o di tipo medico o di tipo anche strettamente psicologico e così via. Quindi la focalizzazione sulla persona è il valore fondamentale che ho raggiunto nel corso di una vita ormai abbastanza lunga. Non è un caso, ma è anche vero che oggi festeggio il mio 85esimo compleanno E questo e allora ci fa piacere poterti fare anche, insomma, gli auguri, no? direi Personalmente. è un'ottima opportunità e anche un bel modo di inquadrare questo passaggio, non Di festeggiarlo in un modo differente. in un Poi modo. ovviamente lo festeggerai ovviamente a modo tuo, Sì, normale, sì, normalmente sì, come si festeggia, ma insomma è un senz'altro. modo un po' differente in Tra questo. l'altro la mia relazione con Patrizia Sabadin è la relazione appunto con una persona originaria della Sardegna e con cui ho condiviso e sto condividendo anni molto importanti, molto belli e molto significativi all'interno proprio anche della comunità sarda, ecco vorrei proprio dire, e sono ben felice di integrarmi anche in questo giorno un po' particolare Bellissimo. con il mondo della Sardegna. Quindi se vogliamo entrare Entriamo, nello certo, entriamo nel... specifico un po' Certo. dell'aspetto professionale, culturale, direi che forse non è così diffuso ancora qui da noi in Sardegna l'attività proprio professionale del counseling. È una parola che viene dal latino, quindi non è così lontana da noi. I consoli avevano una funzione proprio all'interno della res pubblica, della Repubblica Romana, di creare quel clima di carattere appunto democratico, di compartecipazione della comunità a quella che era la gestione della realtà appunto della città stessa e della comunità stessa. Questa funzione di counseling, diciamo oggi, e prendendo un po' il termine dalla sua traduzione anglo-americana, questa funzione del counseling resta attualissima dopo qualche millennio e quindi è rimasta una tradizione e un valore che va ampiamente recuperato e utilizzato. Vorrei proprio dire che il counseling, per esempio nel mondo anglosassone, è molto più diffuso della psicoterapia, mentre qui in Italia è un po' il contrario, se è più conosciuta la dimensione psicoterapeutica, quindi più psicologica, che non la dimensione più comunitaria che invece era originariamente la funzione dei consoli e dei counselor nella realtà originariamente romana e poi direi anche un po' europea.
Entriamo nel merito, insomma, di quando tu hai iniziato, qual è stata anche la tua formazione, poi le persone che hai conosciuto, anche insomma, Certo, delle certo. personalità importanti con cui hai condiviso del tempo vero e proprio, insomma, stretto contatto, e che poi ti hanno portato a quello appunto che dicevi già in apertura, a quello che è il momento stesso insomma, del tuo arrivo in Sardegna, quello che hai fatto qua e che Sì, continui a sì, fare. è un po' complesso questo discorso perché io vengo da una origine di natura fondamentalmente contadino, agricolo, pastorale, quasi feudale, nel senso che siamo negli anni 40 e quindi in un contesto ancora non così industrializzato, non così tecnicizzato e neanche così acculturato come quello in cui poi piano piano mi sono ritrovato, partendo da una formazione classica di tipo collegiale, studi liceali e cose simili. Poi sono passato a formazione ulteriormente avanzata nell'ambito classico con appunto gli studi di filologia classica, poi successivamente di approfondimento in campo soprattutto filosofico, e questo ha occupato un po' una gran parte della mia vita perché ho insegnato per anni filosofia e poi dopo la filosofia, ecco, la prima forma di approccio un po' più vicino alla specialistica nel campo clinico è stato quello della tanto studio del mondo della psicologia che iniziava proprio allora negli anni 70 in Italia. Sono diventato anche professionalmente uno psicologo clinico e quindi mi sono occupato a lungo di psicoterapia e di appunto formazione nell'ambito della psicologia dinamica e finalmente quando ho conosciuto, soprattutto ho conosciuto Carl Rogers e il suo collaboratore Thomas Gordon, mi sono dedicato in modo particolare proprio al counseling. Il counseling nasce nel 1940 a Chicago con Carl Rogers. È lui colui che ha un po' riposizionato la stessa psicologia riorientandola nell'ambito della funzione di counseling. Siamo durante la seconda guerra mondiale, sono i primi anni della mia infanzia questi, e Rogers già a Chicago organizzava tutta una serie di attività per sostenere i reduci di guerra, tutto quello che era la crisi attraversata in quel periodo e soprattutto il rientro nella normalità che avveniva dopo una delle più grandi guerre, parliamo della seconda guerra mondiale, e quindi lui ha verificato proprio la consistenza di questa attività professionale all'interno di questo mondo e queste necessità di reinserimento sociale, formativo, funzionale all'interno della comunità statunitense, soprattutto perché allora lui lavorava soprattutto all'interno di questo ministero che si occupava proprio di reintegrare tutti i soldati e tutte le problematiche relative al ritorno dei soldati in famiglia, nella comunità e così via. E non è stata un'attività facile. In quegli anni Rogers scrisse anche molto per poter strutturare e organizzare bene questo lavoro, per cui ci sono dei manuali che lui scrisse in quegli anni e che io ho recuperato, ho anche ritradotto e riportato un po' in Italia e sto ancora adesso riattivando per non perdere questa grande tradizione e anche questa grande esperienza umana, direi fondamentalmente umana, più che specialistico professionale. Ecco, direi che proprio il valore fondamentale che mi ha trasmesso il contatto e la collaborazione con Caroggias è proprio questa umanità, questa profonda sensibilità e attenzione alla persona e questo rispetto profondo delle capacità della persona di affrontare lei e di trovare lei, sostenuta da un accompagnamento adeguato, la vera strada funzionale al proprio benessere e alla propria appunto qualità di vita personale e Questo è anche molto comunitaria. interessante perché dà la possibilità anche a coloro che ci ascoltano di capire che c'è un diverso approccio, non quindi come dire, molti si avvicinano anche a questo campo, oppure insomma vanno insomma a
cozzare con questo campo in modo forse troppo distaccato, la vedono come un qualcosa che è proprio da un'altra parte, c'è quasi un confine, insomma, no? Tra la persona, appunto, tu chiamavi prima, dicevi appunto questo bel vocabolo, quindi non paziente, ma appunto la persona, però Sì. magari vedono come, insomma, una sorta di confine tra lo psicologo, diciamo così, il counselor, e invece la persona che ne ha bisogno in quel momento. Invece questo ci fa capire e fa capire a voi amici della Gazzetta di Catalan TV che è qualcosa che abbatte i confini. Questo Direi sì, anche perché i confini non so sono se ho stati, sbagliato no, la... anche perché questi confini non sono stati determinati Ecco, dalla counseling, ma al contrario sono stati determinati dalla psicoterapia, ecco. che proprio si è voluta distanziare da tutto questo per in qualche maniera imporsi nell'ambito di una specializzazione di tipo culturale, di tipo tecnico-professionale, proprio perdendo forse in consapevolezza rispetto a quelle che sono invece le potenzialità di sviluppo della persona. E quindi la nostra tendenza è a restituire alla stessa psicologia, alla stessa psicoterapia, quella qualità profondamente umana e centrata proprio democraticamente sulla persona, perché Rogers chiamò il suo counseling non a caso democratico, proprio perché non era orientato a quella che chiamiamo la dimensione specialistica della professione, ma era appunto importante per Carl Rogers restituire alla persona la sua centralità rispetto anche ad un'eventuale malattia, a un'eventuale crisi, a un eventuale passaggio difficile, eccetera. E quindi recuperare sempre comunque il primato della persona su tutte le evenienze, situazioni, circostanze che possono in qualche maniera far soffrire o mettere in crisi un percorso di vita e di sviluppo personale e anche direi relazionale, perché un altro dei temi chiave del counseling è proprio la cura della qualità delle relazioni, le relazioni di coppia, le relazioni familiari, le relazioni scolastiche, le relazioni lavorative, le relazioni professionali. Ecco, quest'altra variabile è molto importante sottolineare, non c'è solo la persona per sua essenza è relazionata e relazionale e quindi la cura di una relazione, qualità di relazione di tipo paritario, e questo è un altro problema in cui ci distinguiamo molto da tutti gli altri professionisti che non hanno un'attenzione particolare a rendere la relazione veramente diretta da persona a persona e quindi paritetica, ma in genere stabiliscono una relazione più verticale in cui c'è chi sa, chi è competente, chi è esperto e chi invece appunto pazientemente si rende disponibile per una cura o per seguire una cura o una diagnosi o una prognosi, è quello che sappiamo caratterizza molto di più il mondo sanitario e il mondo delle specialistiche nel campo della cura e della salute. È sempre molto, sempre ancora più interessante quello che stai dicendo e vorrei adesso, se sei d'accordo, portare la tua figura nel momento in cui sei andato veramente in America, no? Da Carlo Rogers, insomma, vi siete conosciuti. Qual è stato il momento in cui, insomma, ci sarà stato un bel periodo, ovviamente. Certo, E poi sei tornato qui in Italia e hai portato tutta la tua esperienza. Sicuramente. Io ero molto interessato ovviamente da sempre a quello che è un po' il mondo delle persone, avevo iniziato con l'orientamento dei giovani nell'ambito della scuola e delle professioni. Siamo in che anni? Siamo diciamo negli anni 70 ecco, che io inizio questo lavoro, fine anni 60, primi anni 70 e proseguo poi quando accedo appunto a collaborare con l'Università Cattolica ho l'opportunità di fare ricerca e conosco appunto gli strumenti, le opere, gli scritti di Carl Rogers e anche di questo suo collaboratore che ho detto che si chiamava Thomas Gordon e quindi sono andato a conoscerli e piano piano a fare anche amicizia, a
ho deciso di frequentare a lungo i loro percorsi anche formativi, di prendere tutti i diplomi, tutte le cose che erano necessarie formalmente per poter portare in Italia il tutto. E quindi ho iniziato a fare questo passaggio dall'inglese americano all'italiano, dall'Italia all'Europa e dall'America all'Europa e poi all'Italia in particolare. Quindi ho lavorato, girato molto, ho contattato tantissimi colleghi nell'ambito dell'effectiveness training di Thomas Gordon. Eravamo 37 paesi del mondo e io rappresentavo l'Italia e gli altri rappresentavano i loro paesi, quindi c'era una bella struttura in cui condividevamo le esperienze, ci si vedeva frequentemente, almeno annualmente c'erano i nostri congressi, le nostre riunioni, ci si scambiavano gli strumenti, le esperienze, quello di nuovo che avevamo provato, verificato, si condividevano successi e insuccessi e si andava avanti in un clima, direi, di notevole anche rilevanza e significanza, e questo per anni e anni, sono stati decenni quelli trascorsi poi in questa attività, mi hanno permesso di portare veramente a implementazione tutta una serie di metodologie, ma anche di filosofie della persona e della relazionalità e del modo di superare problematiche di tipo conflittuale, metodologie non sempre del tutto appunto egualitarie, ecco, come evitare il ricorso alla forza, alla violenza, al condizionamento, alla manipolazione e a tutta una serie di modalità relazionali che creano e generano esse stesse sofferenza. Quindi è assurdo curare senza guardare al modo, alla forma di relazione che uno mette in atto mentre cura o mentre aiuta o mentre si confronta con un'altra persona. Vorrei farti una domanda un po' particolare, spero insomma, che sia abbastanza pertinente in questo senso, occupandomi di cultura, almeno ci provo da qualche anno, visto che tu hai vissuto il mondo anglo-americano, insomma, lì, con certamente una società, un modo di vedere le cose differente rispetto insomma, a quello italiano, anche in quegli anni, negli anni insomma, 70, appunto, che tu hai detto, visto che insomma, ci sei stato quasi via insomma, dall'Italia almeno per 12 anni. Possiamo dire così. Sì, no? Ovviamente erano passaggi mensili di durata varia, anche perché io ho sempre mantenuto il contatto con la mia famiglia. Ma la domanda è questa: dal punto di vista culturale, la persona, per capirci un po' magari con altri, possiamo usare la parola paziente, ma giusto per capirci con chi ci ascolta da casa. Qual è la difficoltà con le varie, insomma, così, con i vari riflessi culturali di una persona? Perché ognuno, insomma, ha il suo, cioè quello un po' più intellettuale, quello meno intellettuale. Sto cercando di essere abbastanza elegante nel dirlo, no? Questo. Come ci si rapporta in questi casi? Quando c'è una persona che ha un ambito culturale molto molto scarno, se vogliamo così. Sì, io direi che è molto semplice la risposta, non è assolutamente una domanda impertinente, mi sembra anzi molto pertinente la domanda, cioè la relazione diretta da persona a persona dove va a fondarsi veramente? Io direi va a fondarsi non sulla cognitività, dove ognuno di noi si articola con le sue maggiori o minori conoscenze, competenze e così via, ma va a fondarsi sul sentire, sul vissuto sentito in quel momento e quindi su una base perfettamente democratica. Tutti sentiamo tutto, ognuno ha un linguaggio in cui può esprimere serenamente il suo sentire, quindi la prima cosa che viene messa in rilievo da questo approccio centrato sulla persona, focalizzato sulla persona, è proprio quella di tornare a sentire le persone, non a muoversi su un piano fortemente intellettuale e cognitivo tale che si ricrea immediatamente la distanza e la separazione, perché il linguaggio diventa complesso, specialistico e mette in imbarazzo o può mettere in difficoltà
colui che non ha particolare confidenza con certe forme di... Magari trovare dinamiche. Proprio negli Stati Uniti ho incontrato culture diversissime, Ecco. persone diversissime, situazioni diversissime. Io riuscivo anche a parlare con bambini, con adolescenti di quelle realtà, a Fort Collins in Colorado, che ti devo dire, a Denver, giù verso la zona del Pacifico, della Bassa California, San Diego per esempio, ecco, trovi e incontri. Sono stato, siccome una delle mie colleghe e anche grandi amiche era figlia di indiani di America, abbiamo anche potuto incontrare queste comunità. Molto interessante. Sì, molto interessante, proprio perché il denominatore comune dell'incontro è cercare di sentire l'altro, non di parlare di argomenti di varia natura in cui magari l'altro non è interessato o competente, ma sul sentire umano, profondamente umano, che ci accomuna a tutti, ci si incontra sempre. Questo è il punto focale. Quando io inizio un incontro, un colloquio di counseling, comincio col sentire la persona, non sbagli mai se parti dal sentire. È vero. L'ascolto è la base. L'ascolto è la base, ma è l'ascolto non di un cognitivo, No, è l'ascolto del respiro dell'altro, del molto. vissuto dell'altro. E quindi capire dove quella persona ha camminato nel suo percorso. Bravo. Camminare insieme, questo vuol dire counseling. Counseling viene da cum sol, camminare insieme sullo stesso suolo, con lo stesso ritmo, con la stessa andatura. Questo è il counseling, secondo l'etimologia latina classica della parola stessa. Quindi ci sono molti indicatori per poter stabilire una relazionalità di natura paritetica centrata sul rispetto del vissuto sentito dalla persona. Chiunque viene aiutato a rifocalizzarsi lui stesso sul sentire e a ridare dignità al suo sentire. Molto molto bello. Quindi hai visto, ti ho fatto quella domanda per poi cercare di avvicinarci nel discorso, dal momento che noi ci chiamiamo Gazzetta Sarda, no? Avvicinarci a questo momento in cui hai trovato un'altra cultura. Esatto, Che ha un fondamento, come tu sai, ben quello che voglio sottolineare è proprio ecco, questo. Che arrivi qua. Arrivo in Sardegna all'inizio te lo posso chiedere? Perché? All'inizio del millennio, ma perché alcune persone venivano dalla Sardegna a formarsi con me a Roma, a Milano, dove allora io operavo e c'erano gruppi e corsi, e quindi alla fine mi sono anche detto: ma perché questi devono venire sempre loro? Posso andare anch'io, mi sono reso disponibile e abbiamo cominciato qua. E non eri mai venuto prima? No, per questo tipo con questa stabilità mai. Ero venuto varie volte, avevo fatto delle consulenze qui all'INAIL in Sardegna, ad altre realtà organizzative, perché mi chiamavano infermieri, medici, eccetera, per qualche congresso, qualche momento formativo, ma stare anni e anni in modo così continuativo non mi era mai capitato. Allora Vincenzo, la Sardegna è l'ultima regione tra quelle italiane che hai, come dire, visitato approfonditamente, conosci tutte le altre realtà italiane, ma qui, insomma, ti sei avvicinato sempre di più alla Sardegna, in qualche modo ti ha sposato, si può dire così? Sì, direi proprio di sì. Tra l'altro è la regione che ho subito intuito fosse la più pertinente e la più vicina alla mia origine agricolo-rurale, pastorale e anche un po' a quella profondità di cultura originariamente per me latino, cristiana, eccetera. E quindi quando sono arrivato qua mi sono come immediatamente ritrovato a casa, come se avessi un'esperienza costante, continua, originaria della Sardegna. Quindi è stata non tanto una, direi, conquista, quanto una scoperta di qualcosa che mi era estremamente familiare, originariamente familiare. E quindi mi sono detto: ma io
Adesso non ho più tutti quei legami, quei vincoli che avevo, non giro solo più per tutto il mondo. Forse questo è un segnale. È bene che io mi fermi. Ti mi ricordavi, siamo intorno agli anni 2000. Sì, Ecco. esattamente nel 2004-2005. Noi abbiamo iniziato qua il primo corso più o meno nel 2004-2005, c'era proprio Patrizia. Qui a Sassari? Sì, qui a Sassari c'era proprio Patrizia e poi c'era anche più tardi, poi nei corsi successivi si è inserita anche Valeria, anche Luca, altre persone. Insomma, siamo stati in tutto almeno un 300 persone sono passate all'interno di questi gruppi che formavamo. Aspetta, molto interessante. Sì, quindi 300 sardi sì. e sarde, molte donne anche, quindi è stato un passaggio molto interessante. Abbiamo fatto 10 corsi qui a Sassari e 2 a Olbia e quindi volevamo un po' adesso continuare a riprendere, stavamo contattando anche Oristano e vedendo se c'erano possibilità a Cagliari, perché per me la Sardegna resta ormai la regione originaria e quindi anche di arrivo ma anche di permanenza e anche elettiva in un certo senso. Quindi è una cultura molto pertinente a quello che stiamo dicendo. Diciamo che i sardi sono counselor per natura. noi siamo Per molto, tradizione. molto poeti estemporanei, noi Sì, essere poeti sì. e cantatori Molto senza fine, focalizzate su voi come persone, non tollerate granché di essere manipolati, condizionati, conquistati e così via. Quindi c'è una potenzialità di intesa quasi immediata e questo è accaduto nei gruppi. Si vede questo effetto dell'identità anche, no? Si vede, si e ha vede. un nesso particolare con l'effetto del counseling o è uno scontro? Non so se è una domanda No, non credo pertinente anche questo questa. non l'ho mai notato. Ho notato sempre una grande qualità e anche una grande comodità delle persone, come se attendessero anche loro qualcosa che per loro poi ritornava fondamentalmente familiare, anche se indubbiamente quello che abbiamo detto di focalizzarsi sulla persona, focalizzarsi sul sentire, è stato anche un po' qui in Sardegna reso alle volte difficili dalla pervasività di alcune culture che sono molto più manipolatrici, che sono in genere più interessate, più calcolatrici, eccetera. Quindi riportare la Sardegna e il sardo all'originario proprio valore della persona, della comunità, dell'immediatezza e della sincerità della comunicazione è stato abbastanza facile perché si trattava solo di recuperare una radice sana in qualcosa che alle volte era stato un po' manomesso. Una esperienza in particolare, se posso chiedertela, qui in Sardegna con una persona o un gruppo di persone con cui tu hai avuto modo appunto di farli da counselor, insomma, per riportarli insomma su questo Sì, proprio sì. hai trovato dei temi così particolari e ricorrenti in questa loro vita che magari li ha, come dire, allontanati dal senso originario del vivere stesso. Non so se sto dicendo le parole Sì, adatte. devo dire quello che accennavo poco fa, che alcune volte qui in Sardegna è arrivata una cultura che non ha sempre onorato e rispettato la cultura originaria sarda e quindi qualche disorientamento, qualche stato confusionale, qualche direi anche difficoltà a rimanere in contatto profondo con se stessi si riscontra. Io ho seguito tante persone giovani ma anche di età matura e anche persone di una certa età, oltre i 70 anni, e ho potuto seguire attraverso questa modalità che stiamo accennando il loro vissuto, il loro percorso e in genere facilmente e abbastanza velocemente e anche con un po' di sorpresa, anche in casi per esempio di panico abbastanza radicato, situazioni anche di difficoltà relazionali abbastanza forti, in linea di massima. Ecco, questa possibilità di poterle incontrare con un'altra persona e rispecchiare e confrontarle aiuta molto velocemente, direi abbastanza velocemente,
nella soluzione di certe difficoltà e certe crisi e certe anche problematiche. Direi che i tempi del counseling normalmente non sono molto lunghi e non seguono un'andatura di diagnosi, di prognosi, di cura e robe simili, ma seguono un'andatura di tipo appunto sviluppata attraverso l'altro processo, che è quello del partire dal sentire, da un sentire che spesso originariamente è confuso, è difficoltoso, è anche spezzettato, è frammentato, eccetera, ad un sentire sempre più integrato, sempre più congruente o coerente, ma meglio dire congruente con appunto i valori, gli ideali, gli orientamenti delle persone stesse, che piano piano si riposizionano e si riancorano e si rassicurano di nuovo e quindi ritornano alla piena consapevolezza e anche disponibilità di se stessi. Questo è un po' il senso del percorso. Questo cammino in Sardegna, così ci avviciniamo alla conclusione di questa bellissima chiacchierata e ti ringrazio già anticipatamente, lo rifarò in chiusura. Questo percorso in Sardegna negli anni, abbiamo detto dal 2004 circa almeno, insomma, Sì. verso a quel fatidico 2020 del coronavirus che sì. ha dato uno stop forzato a tutti e quindi anche alla tua attività e l'attività insomma dei tuoi collaboratori, di coloro appunto che Certo. erano insieme a te. Sì. E ora riprendere, così vediamo un po' anche di dare a coloro che ci Certo, ascoltano qualche indicazione per potersi avvicinare oggi. Esatto, oggi potremmo riprendere perché ci sono le condizioni, anche se sempre un po' difficoltose, ma non sono più le gravi condizioni in cui eravamo passati. Una delle connotazioni fondamentali del nostro modo di lavorare è il counseling conviviale. Conviviale vuol dire che il counseling si fa vivendo insieme le situazioni. Perché permettimi, così lo diciamo anche ai nostri amici, c'è un'associazione, Sì. quindi diciamo che associazione C'è un'associazione che appunto si chiamava Convivium, Perfetto. non a caso, e che serviva ma c'è ancora. stiamo riposizionando. Perfetto. Così appunto voi sapete da casa che Esatto. c'è appunto questo C'è riposizionamento appunto di ovviamente possiamo lasciare un'indicazione per chi volesse poi informarsi e eventualmente... Sì, possiamo lasciare anche, non so, un indirizzo email o anche il numero di telefono se tu lo ritieni. Mi fa piacere perché è quello che in fondo ho sempre fatto e ho sempre offerto e nello stesso tempo ricevuto dalla Sardegna. Perfetto. Un'attenzione e una reciprocazione di attenzione e anche di affetti, ma anche di valori di riferimento condivisi e anche poi di acquisizione di competenze anche professionali molto particolari, eccetera, eccetera. Questo è un po' il senso. La convivialità è importante per noi, ecco perché siamo stati un po' condizionati da questa impossibilità di stare insieme perché c'erano tutte certo. Mentre la possibilità di ritrovarci ci permette adesso di riaprire di nuovo il processo, perché la caratteristica del counseling è proprio la democrazia, la convivialità, la relazione diretta, sincera, immediata, senza troppe barriere formali o fiscali o di altro genere, in modo che l'incontro avvenga nella immediatezza sincera dei vissuti, tale che possa essere velocemente trovata una modalità che ritorni funzionale e questo velocizza i processi formativi. Perfetto. Allora Vincenzo, siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata e io personalmente ti ringrazio di tutto quello che ci hai detto e così i nostri amici della Gazzetta Sarda, di cui adesso avranno anche in sovraimpressione dei recapiti per poter appunto comunicare con te, perché appunto come abbiamo visto, insomma, la tua esperienza ha portato anche in questa associazione chiamata Convivium, dove insomma si è stato insieme a diverse persone, diversi collaboratori, quindi ha parlato appunto anche di coloro che noi abbiamo conosciuto come Valeria,
Chelo, e quindi potranno contattarti, e ora questa associazione sta pian piano, insomma, cercando di, anzi si sta riprendendo per poter incontrare dopo quel periodo così particolare, brutto del Covid. E quindi se vuoi dire qualcosa ai nostri amici della Gazzetta Sarda. Penso che questa pausa, diciamo, necessitata dalla situazione di difficoltà, anche un po' della pandemia, abbia però permesso a me intanto di ripensare, rivedere profondamente tutta l'esperienza pluriennale che avevamo fatto nei 20 anni precedenti, e quindi di ripensare, rielaborare e rilanciare in termini ancora più efficaci, secondo me, anche più strutturati per chi vuole veramente apprendere tutto questo in termini professionali, oltre che di utilizzarlo per un benessere personale particolarmente. E c'è anche un riferimento a un manuale. C'è un riferimento a un manuale che è costituito da 3 volumi, uno in cui si elabora l'arte e la filosofia del counseling, uno in cui si elabora la pratica, l'applicazione e implementazione pratica dell'attività di counseling, e un altro in cui si elaborano i valori di riferimento fondamentali nell'attività e nel vivere proprio il counseling, quindi arte e filosofia, pratica e etica del counseling. Perfetto, allora amici della Gazzetta Sarda e di Catalan TV, terminiamo questo bellissimo incontro qui a casa di Vincenzo Graziani, quindi anche voi avete la possibilità di interagire e di intraprendere questo percorso appunto con chi veramente ed effettivamente l'ha vissuto, lo vive ancora, e quindi potete tranquillamente contattare, come appunto vi dicevo prima, per cui grazie ancora Vincenzo per questa esperienza. Grazie a te e grazie anche a tutti quelli che ci hanno e ci ascolteranno. Noi comunque ci rivedremo, ormai insomma siamo entrati in questa... Sei entrato nel convivio. Ecco, perfetto. Allora ancora grazie, tante belle cose, e ci vediamo con voi amici della Gazzetta Sarda e di Catalan TV prestissimo. Un saluto a tutti voi.